Benvenuti in mio nuovo video. Oggi siamo a Campogrosso, in comune di Recoaro, e facciamo il Saetta Monte Carrega, Boaie dei Fondi. Sono in compagnia di Marco, Rudy e Cristian. Il sentiero è il 157A, che circa 2 ore e 10 siamo a Bocchetta Mosca, e al Carrega circa 3 ore. Siamo a 1453 metri. Ciao, a dopo! La prima parte del sentiero è semplice fino a imboccare il Boaie dei Fondi. Cima a Palon, Rifugio Papa, con le gallerie del Pasubio. Camoscio, provo a zoomare, non so se si vedrà, in cima a quella forcella dall'altra parte, un po' distante. Guardate che spettacolo! Il nostro sentiero è quello lì. No, però cazzo, mi a mettermi 2 euro, 2 ore e 30 le ha, devo appena camminare 50 minuti, c'è ancora 2 ore e 30. No, 2 ore e 50. Come per le strade chi te mette, io che ne so, piove di sacco, 27 Guarda, km, chi che cazzo dice? 10 km, piove di sacco. Adesso saliremo sopra il canale lì fino a Bocchetta Fondi, dietro là. Adesso comincia il ripido, ma bello ripido. Siamo a Boaie dei Fondi e andiamo a Bocchetta dei Fondi, 1 ora e 10, e poi Fraccaroli altre 2 ore e 15. Qui comincia il ripido, è tosto. Siamo arrivati a Bocchetta Fondi, manca poco, più o meno. Bocchetta, sentiero. Qui la parte più esposta e più ripida. Dopo 1 ora e 40, 3 km e 6 e 560 metri di... Dopo breve sosta qua in Bocchetta scendiamo e risaliamo verso il rifugio Fraccaroli. Rifugio Scaliorbi.
cima a Carega. Dietro sotto lì c'è Fraccaroli, poco sotto. Ora un'oretta e mezza, poco meno. Dopo 2 ore e 4 km e 6 siamo arrivati Bocchetta Mosca e abbiamo ancora Rifugio Carega, ancora 40 minuti. Facciamo tutta questa salita qua fino a Rifugio, che è sopra là, il famosissimo Valle dei Colori che si fa d'inverno. Non so se è chiuso adesso, a dire il vero. Qui davanti abbiamo il Cornetto. Siamo arrivati a Rifugio. E cima è quella lì. Dopo 2 ore e 35 e 6 km e 700 metri siamo arrivati a Fraccaroli. Adesso 5 minuti andiamo su in vetta. È proprio lì. Sono proprio 5 minuti, dritto per dritto per. Due ore e 40 siamo arrivati. Quanti? Quante ore? 2 ore e 40. Come segnalo il cartello? Non si vede il lago di Garda perché è un po' foschia. Forse Rudy sta vedendo un po'. Voglio vicino, sì. Quelli c'è acqua. Può essere. Quelli di lago. Ma io mi l'avevo visto una volta. Sì, no, si vede qua il lago di Garda. Qua ci sono i lessini che ho fatto in mountain bike con Matteo qualche anno fa. La salita che abbiamo fatto, Bocchetta Fondi è là e siamo saliti da dietro là. E là è la nostra partenza. Pasubio, Vagliarsa e Dolomiti del Brenta. Facciamo la discesa qui fino ai Fraccaroli e andiamo a bere una birretta e mangiare qualcosa. Bella. Peccato che c'è un po' di foschia, se no si vedrebbe benissimo il lago di Garda. Attenzione alla discesa che è dritto per dritto, si scivola. Rifugio Fraccaroli, 2230 metri. Pausa birra, riprendiamo il cammino e facciamo il sentiero dell'andata.
I suoi effetti. Sbagliato sentiero. Oretta e mezza e siamo arrivati al rifugio, la parte un po' tosta della discesa, quello che abbiamo fatto all'andata. Con calma, facciamo i gironi. Un po' di sassi dentro le scarpe, ma un attimo siamo giù. Eccolo, caduto. Ma non te fa niente, se quello è bello. Non te fa niente. Dai Cristian! Agile! E vai! Ehi! Guarda dove vi porto! E dritto per dritto, conviene fare invece di fare il sentiero. No, da consigli così. No Marco, cosa dici? Sono d'accordo con lei. Andiamo. Dopo 12 km, 5 ore più pause e 900 metri di dislivello siamo ritornati al punto di partenza. Giro impegnativo non per tutti, e un ringraziamento a Cristian, Marco e a Rudy. Ciao. E ci vediamo alla prossima. Mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!